Va ora in onda L'Avvocato risponde. Eccoci, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ben ritrovati dall'Avvocato risponde, consueto appuntamento del giovedì. Quest'oggi sono con l'Avvocato Colombo, che già conoscete, la saluto. Buonasera a tutti, è un Ciao piacere essere Giorgia. qui. Ecco, è un piacere anche per noi. Noi siamo qui quest'oggi per, quando vedete l'Avvocato Colombo, vuol dire che si parla o di diritto immobiliare o comunque di condomini, di questioni civili. Come sapete, noi ci occupiamo di più questioni, di più, diciamo, branche del diritto, e però se volete appunto telefonarci e farci domande di varia natura, noi comunque che riguardino il diritto siamo a disposizione, poi possiamo approfondire. A tal proposito, diciamo subito il numero Giorgia, così possono chiamarci e intervenire: 0292947222. Esorta anche tu a chiamarci. Sì, chiamateci perché sicuramente, allora, siamo in due, quindi è comunque una chiacchierata piacevole tra di noi, però sicuramente entrare nel vivo delle questioni e poter magari anche affrontare dei casi pratici può essere sicuramente stimolante per noi e utile per voi, quindi noi siamo a disposizione. Poi con questo caldo siamo qui per voi a volentieri, diciamo, trascorrere con voi quest'oretta, la puntata, parlare di diritto anziché parlare di mare in effetti è un po' più noioso, quindi abbiamo bisogno dei vostri supporti. E comunque non credo che siano già tutti al mare, quindi No, sicuramente molti sì, ma non tutti, e quindi io sfido chiunque che non abbia avuto problemi in condominio. Partiamo subito col discorso condominiale. Abbiamo parlato già in questa sede di quanto sia importante la figura dell'avvocato all'interno di un condominio, sia per sostenere e tutelare gli interessi dei condomini, sì. ma anche per appoggiare l'amministratore, perché ricordiamo che tutte e due le parti sono fondamentali. Sì, considerate sempre che ci sono quindi le unità private, ovviamente gli appartamenti, le unità e quindi le parti private che riguardano più i singoli, e quindi per quello la tutela riguarda il condomino in sé, quindi il singolo proprietario della sua unità immobiliare, ma poi ci sono anche tutte le parti comuni in condominio di cui è responsabile l'amministratore, che ha la responsabilità e la gestione per tutte le questioni che riguardano le parti comuni. Ovviamente il condominio interviene nella persona del suo amministratore, che si avvale molto spesso anche di consulenti. Ormai la figura dell'amministratore è una figura che molto complessa, ha un ruolo molto importante se considerate anche che la maggior parte del patrimonio immobiliare italiano è nei condomini, e ci sono delle a livello operativo ci sono tantissimi compiti che spettano all'amministratore, visto che nessuno può essere avvocato, commercialista, fiscalista, architetto. Lo diciamo sempre. Si possono avere tutte le competenze in un'unica persona. Però probabilmente le dovresti avere, quindi è molto frequente che un amministratore, uno studio di amministrazione, adesso ci sono anche società che si stanno molto strutturando, si avvalgano di consulenti per ogni area, ogni questione che si trovano ad affrontare. Pensate al 110, c'è tutta la parte fiscale molto complessa, ovviamente non può essere condotta e svolta soltanto da una persona. Ma anche un'altra dei temi che appunto volevo affrontare oggi, è molto, di cui insomma per i quali è molto importante l'avvocato. Anche il lavoro, scusami se ti interrompo, se pensate che comunque negli studi di amministrazione ci sono sempre dei dipendenti, è normale, ma anche il condominio può essere datore di lavoro. Pensate a chi ha la portineria, il portiere può essere assunto direttamente dal condominio, quindi ci sono veramente tantissimi risvolti che richiedono l'intervento di consulenti esterni, e l'avvocato, ma anche sicuramente solo avere un parere su, non so, il comportamento del vicino, anche solo per i condomini. Il comportamento del vicino, ne avevamo già parlato in questa sede, che magari fa rumore o un'infiltrazione subentrata nell'appartamento, cioè comunque un parere di un avvocato anche sulle tabelle millesimali è sempre un qualcosa che vi dà appunto delle informazioni in più molto utili. E uno dei temi anche dove l'avvocato, in questo caso il suo intervento proprio legale è fondamentale, è anche nell'ambito, diciamo, di quella che noi definiamo l'amorosità, cioè quando uno dei condomini
purtroppo non paga le spese condominiali, e quindi qua io chiedo a Giorgia cioè, cosa succede. Sì, che cosa- questo purtroppo è un tema molto sentito Esatto. perché ha delle ripercussioni ovviamente a livello generale, non riguarda solo il singolo, ma nel momento in cui si vive all'interno di un condominio, quindi in una casa indipendente, qualsiasi fatto che riguarda il singolo poi si ripercuote o quantomeno ha delle conseguenze anche a livello di tutti gli altri condomini, della Certo. compagine condominiale. Quindi intanto l'amministratore è tenuto per legge ad agire appena c'è una situazione di morosità, ci sono dei termini, ci sono delle responsabilità. Ma ti faccio una domanda, cioè per esempio quando è che si considera moroso un condominio? Allora, secondo diciamo te? che visto che tutti gli anni, come tutti, perché la maggior parte di noi vive in Sì. condominio, riceviamo, quando approviamo il bilancio, vediamo anche il prospetto delle rate con i tempi, Sì. e già quando uno salta la prima rata Già dalla prima rata è praticamente moroso. moroso. Poi è chiaro che ogni condominio ha una storia a sé, perché se Certo. ci sono dei casi in cui comunque quasi tutti pagano e quindi non è una situazione di mancanza di fondi, c'è molta più flessibilità anche, e comunque ci sono dei passaggi intermedi. L'amministratore prima sollecita il singolo, magari manda Sì, non si va anche subito in delle giudizio. comunicazioni, poi magari un secondo sollecito, e poi quando vede che non c'è modo, Ma gli altri passa la pratica condomini legale. che sono invece ben, come dire, attendono la scadenza e pagano, sono rispettosi delle scadenze, devono preoccuparsi di questa morosità? Allora, purtroppo sì, nel senso che ogni caso è diverso, tendenzialmente si cerca di avere un bilancio preventivo che possa tener conto anche di eventuali ritardi, quindi tendenzialmente il condominio è coperto anche se c'è qualcuno Sì. che può essere in ritardo, però ci possono essere comunque degli imprevisti, dei lavori straordinari poi da deliberare, e poi bisogna capire di che morosità stiamo parlando e di quanti Certo. condomini poi si trovano in una situazione di difficoltà, perché se iniziano ad essere più posizioni Cosa aperte, succede? la regola o quantomeno la soluzione si che viene fa, preferita è quella di creare un fondo, di costituire un fondo morosità, e quindi di chiedere agli altri provvisoriamente di versare delle rate in modo tale da poter far fronte alla gestione avere ordinaria del condominio senza una creare. base per Perché il poter- problema è che a catena, se più di un condomino rimane indietro nel pagamento delle spese condominiali, il condominio non ha più i fondi necessari per Certo. pagare i fornitori correnti, quindi può Certo. essere esposto anche al rischio di decreti ingiuntivi. Oggi Quindi purtroppo, per evitarlo, quindi per evitarlo si cerca di sopperire intervenendo. Ovviamente dovrebbe essere una situazione provvisoria, però ci sono anche dei casi che poi diventano patologici. Pensate a dei fallimenti o a persone che perdono il lavoro, che si trovano veramente senza entrate, e sicuramente le spese condominiali sono le prime a non essere pagate. Magari magari l'amministratore si deve rivolgere a un avvocato, l'avvocato parte con una diffida, poi decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento, e spesso si arriva al pignoramento immobiliare, però le aste non sono così rapide, quindi Sì, è un comunque processo lungo. e questo Esatto. può creare tra l'altro anche dei buchi, adesso lo dico in modo molto, molto, molto diretto, molto pratico, nel senso che quando poi viene venduta all'asta una casa, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento delle spese condominiali relative alla gestione corrente e a quelle dell'anno precedente. Ma se l'immobile viene venduto 5 anni dopo rispetto a quando viene instaurata la procedura esecutiva, diciamo che l'aggiudicatario non può coprire tutto questo pregresso, e quindi teoricamente rimarrebbe impegnato il precedente, ma molte volte si tratta di persone che non avranno più dei beni aggredibili, quindi quella rimane una perdita a carico del condominio. Diciamo che col e quindi gli discorso altri della devono solidarietà intervenire. tra condomini, purtroppo, se finite in un condominio dove purtroppo non tutti si comportano bene per vari Sì, motivi, diciamo che ci sono. non tutti sono attenti e rispettosi, certo, purtroppo ci possono essere questi rischi. Sì, diciamo che sono situazioni che si cerca sempre di evitare, perché ovviamente quando arrivi a perdere la casa dove abiti è perché c'è un problema serio, però ci sono purtroppo delle situazioni così gravi e si capitano molto frequentemente. L'unica cosa positiva è che, visto che a volte, perché poi c'è anche da dire che a volte quando noi avvocati notifichiamo tramite gli ufficiali gli atti giudiziari, molti non li ritirano, quindi in realtà a volte si arriva a dei pignoramenti che si sarebbero potuti evitare se solo fossero stata ritirata la posta. Quando poi arriva però l'ufficiale giudiziario dicendo guarda che c'è il Quindi pignoramento, tirate sempre tutto. esatto,
perché sennò è controproducente anche per voi. E poi, come diciamo sempre in questa sede, cioè voglio dire, non è che se vi arriva un atto giudiziario non si può discuterne, cioè non è detto, le cosiddette proposte transattive sono assolutamente fattibili anche a giudizio iniziato, lo diciamo sempre anche per la previdenza, per il diritto del lavoro, cioè magari non avete le possibilità di pagare, ad ogni modo, se però dimostrate la volontà di magari fare un piano laterale o comunque insomma, quindi fate presente però all'avvocato che avete la possibilità, la volontà più che altro di pagare, si può magari evitare di arrivare, come diceva l'avvocato Colombo, a un pignoramento che poi diciamo diventa poi anche difficile per voi da gestire. Voi considerate che ovviamente c'è attenzione al diritto di proprietà e quindi agli immobili, soprattutto se si tratta della prima casa. Non si può pignorare. In realtà non è vero, questa è un'altra cosa che molti pensano. No, infatti solo lo Stato non può pignorare la prima casa. Non si può pignorare oltre l'1 quinto, ma invece la prima E allora in realtà, perché molti ci chiamano e dicono questa cosa che in realtà molti sono tranquilli perché dicono ma per me è la prima casa. In realtà se hai un debito con l'Agenzia delle Entrate, effettivamente l'Agenzia delle Entrate non ti ignora la prima casa, ma il condominio, che è un privato, come potrebbe essere anche la banca, invece può agire sulla prima casa. Quindi non c'è una limitazione. Ho capito. Diciamo che la tendenza che vediamo oggi nei tribunali è che i giudici tendono a convocare le parti prima di poi nominare il professionista delegato, il perito, estimatore del bene, quindi di avviare tutte quelle procedure che portano alla vendita effettiva dell'immobile. Quindi a maggior ragione ritirate gli atti, perché non avete ritirato magari la prima raccomandata di messa in mora, non avete ritirato il decreto ingiuntivo, no, quello è fondamentale. magari non avete ritirato il secondo. Cioè non è che se non ritirate gli atti allora basta, praticamente siete liberi da ogni diciamo dovere, anzi, o scappate dai vostri incombenti. No, anzi, cioè vale comunque. Magari non avete ritirato neanche l'atto di pignoramento immobiliare, non vi siete accorti che c'è stata una trascrizione sull'immobile, perché poi non è che fa una visura tutti i giorni o controlla in conservatoria. Ritirate almeno il provvedimento di fissazione d'udienza, perché poi vi arriva davvero un atto in cui vi si dice guardate che il giorno X alle ore anche per difenderci, certo, siete convocati davanti al giudice e lì quando le persone si presentano esiste anche un istituto che è la conversione del pignoramento che vi consente non solo di trovare un accordo, quindi un piano di rientro, ma di farlo tramite una procedura disciplinata e quindi si può sostituire, cioè l'immobile rimane pignorato e quindi rimane in conservatoria la trascrizione dell'atto di pignoramento a garanzia del creditore procedente, quindi di chi ha instaurato la procedura esecutiva e nessuno diciamo può vendere la casa liberamente senza passare dal creditore procedente perché risulta la trascrizione del pignoramento, quindi tutti sanno che c'è in corso una procedura. Però se uno attiva si avvale di questo istituto della conversione si fanno in tanti conti, quindi si capisce fino a quel momento quando è il maturato, anche considerato tutte le spese della procedura, perché ovviamente quelle poi diventano un debito in più che si va ad aggiungere a quello legato alle spese condominiali. Tra l'altro l'incidenza, vi dico, è notevole, motivo per cui prima interrompete il processo, prima voi cristallizzate anche quello che è l'importo totale dovuto, si versa immediatamente un sesto, in realtà di quello che è l'importo precettato, dopodiché in udienza il giudice fa i conti sulla base della precisazione del credito del creditore, che quindi aggiunge tutte le spese della procedura maturate, verificate poi ovviamente dal giudice, perché poi è il giudice che liquida le spese e si può convertire il residuo, fino a 48 rate, quindi comunque queste tue preziose, esatto, queste tue preziose spiegazioni sulla procedura fanno capire intanto che bisogna affidarsi a un avvocato, ma ovvio, e questo lo diciamo fino alla nausea a tutti voi sempre, ogni puntata, cioè non abbiate timore, non avete le possibilità, non avete soldi, come diceva inizialmente Giorgia, uno può anche essere in un momento dove magari ha poca disponibilità, poca liquidità, perché magari è stato licenziato, piuttosto che il lavoro non è andato bene, però si può sempre fare un accordo. Ci sono queste procedure che vi consentono di comunque appunto rientrare del debito ma senza troppi problemi, cioè il problema è quando non ritirate gli atti, andate avanti nella morosità, perché poi appunto più andate avanti, più come spiegava l'avvocato Colombo è peggio, quindi mi raccomando è veramente peggio a livello, soprattutto più sono bassi gli importi, perché assolutamente, perché il condominio
non agisce sempre per cifre particolarmente elevate. Altro tema, Ecco, tutti pensano che per un importo irrisorio per i più nessuno possa perdere un immobile, a maggior ragione la casa dove abita. Non è vero, perché si può avere, adesso ovviamente è un caso estremo, ma davvero con 1.000 euro di debito iniziale si può arrivare a una procedura esecutiva Certo. immobiliare, non ci sono delle Se si soglie per accumula accedere. poi. Ma anche se veramente è Anche 1.000 se euro, 1.000 poi euro. chiaramente il giudice a maggior ragione convocherà le parti, sono- ma se le parti non si presentano, ovviamente la differenza qual è? Che se davvero uno No, ma ignora il infatti, problema o preferisce far andare le cose come vanno, si arriva a perdere la casa anche per 2.000 euro, arrivate 1.000 delle euro. conseguenze disastrose. Ovviamente se l'unico, in questi casi è difficile, cioè io non l'ho mai visto nella pratica, ma se così fosse, il ricavato della vendita va al 90%, se non di più, al debitore, vedi perché cosa poi succede? ovviamente se il creditore si soddisfa in minima parte sul ricavato perché quello è il credito, tutto il resto torna al debitore che però ha perso l'immobile, perché poi ovviamente il ricavato della vendita va distribuito tra tutti i creditori, se ci sono più creditori intervenuti, ovviamente tutti proporzionalmente, comunque in base anche ai propri diritti riceveranno gli importi dovuti, ma se non ci sono tanti creditori e il valore del bene supera di molto l'importo dovuto, è chiaro che poi il debitore Certo. si soddisfa anche lui su parte, viene restituito parte del Quindi rimasto. se avete dei casi da raccontarci, io continuo a dire, potete farlo, chiamateci allo 029294 7222, problemi in condominio, sono tantissimi i problemi in condominio. A proposito, abbiamo E la su possibilità... questo, scusa se interrompo, effettivamente anche la conversione, questi istituti, è meglio avvalersi di un avvocato, perché Certo. chiaramente sono tutti fondamentale. nessuno può essere a conoscenza di quello che sono tutti i diritti, e poi anche a livello pratico, oggi il processo civile è telematico, ci sono una serie di procedure che sfuggono a chi non è del mestiere, quindi sicuramente avvalersi di un consulente avvocato agevola molto nella Certo. definizione intanto del problema il prima possibile, cioè riesce a intercettare e poi si prendono contatti tra legali, diventa tutto molto più chiaro. Io quando mi trovo a gestire una trattativa con una persona che sceglie di non avvalersi da soli, cioè è anche ora di finirla, nel senso che, per carità, io alzo le mani, tanto di cappello, chi riesce, però caso vuole che la maggior parte di persone che viene in studio, ma parlo anche di altre materie, e poi fa il fai da te, si ritrova poi a avere anche delle problematiche poi... Ma sì, ma a volte anche la comunicazione è difficile perché La non tutti mancata, utilizzano esatto. lo strumento dell'email, Esatto. telefonano, sì, ma poi si perde la Poi se non sei un comunicazione. avvocato è ovvio che non sai neanche quali strumenti utilizzare, cioè scusami, quali parole, anche un linguaggio tecnico che magari può essere utile, no? O anche un riferimento normativo, cioè signori, è come dire mi sostituisco al medico, perché io lo dico sempre, ma è così Sì, è alla vero. fine, cioè io personalmente, ma credo anche la collega, non ci sostituiamo a dei medici. Quindi lasciate piuttosto spendendo comunque un qualcosa che sicuramente vi tornerà utile, sarà un guadagno per quella che poi è un ulteriore danno che può capitarvi. Quindi i problemi in condominio sono tanti. Fatevi assolutamente furbi, chiamate un avvocato che si occupa di queste problematiche. Ricordiamo che il condominio, quando ci sono delle questioni appunto che riguardano il condominio che si costituisce in un giudizio, prima si passa dalla mediazione. Quindi sì, questo è un altro istituto molto istituto utile che funziona molto fondamentale. bene, e anche lì però è obbligatorio ovviamente l'assistenza dell'avvocato. Esatto. Quindi a prescindere da chi sia il soggetto e chi instaura la mediazione in condominio, spesso sono anche i condomini, ma anche per le impugnative di delibere mi viene in mente. Brava, stavo per chiederti, Tutte perché le volte che uno c'è degli aspetti un'assemblea. che spesso, come dire, si lasciano sfuggire anche i condomini, magari vengono da te, io vedo e dicono, ok, posso fare è successo che in assemblea è stato verbalizzato un qualcosa che secondo loro non era lecito, ed effettivamente è così, Sì. ma il problema è che se perdete il termine per impugnare poi quel verbale... Sì, diciamo che sono 30 giorni, però dipende dai motivi di impugnazione. Nel dubbio ovviamente è un termine prudenziale, rispettatelo, perché ci sono dei motivi di annullabilità che effettivamente vanno fatti valere nei 30 giorni. Se siete presenti in E assemblea, poi da comunque quando se si avete tiene qualcosa da l'assemblea, contestare, come diciamo sempre, è meglio contestarlo subito, sì, sì, assolutamente, anche perché a parte che a prescindere dalla posizione è scomodo per tutti quando viene sollevato un problema a distanza di anni e magari
esiste davvero la delibera e nulla. Secondo me anche Viene anche vinta la controproducente, causa, sì, però esatto. con No, delle io se fossi un conseguenze. giudice direi: "Ma perché lei si è mosso Però di tardi?" fatto se la legge ti consente di far valere dei motivi senza limiti di tempo, tu puoi impugnare Certo, anche a certo. distanza di anni e questo comunque poi comporta anche delle problematiche che poi da risolvere sono più difficili se sono Sì, passati anni. assolutamente. Anche da ricostruire la vicenda, Esattamente, quindi eccetera, costi eccetera. molto più Cioè rivoltetevi importanti. subito, esatto, a un avvocato Ottenete il e termine tenete prudenziale di subito il 30 termine di giorni, 30 che giorni. sicuramente non sbagliate. Esatto, così oltretutto quello che è stato E quindi verbalizzato non potete aspettate ad andare dall'avvocato, cioè se ritenete che ci siano dei dubbi, certo. appena se non siete presenti o anche se siete presenti appena ricevete il verbale, chiedete un appuntamento in modo tale che uno possa fare delle considerazioni, possa offrire una consulenza e poi se necessario procedere con avviare una procedura di mediazione. Basta depositare una Assolutamente. domanda. Tra poi si l'altro, organizza. diciamolo, cioè meno male che la procedura di mediazione esiste, perché sono procedure che sono appunto mezzi alternativi ai giudizi, che un po' in tanti rami del diritto sono ormai obbligatori, a parte che a seguirli si fa solo bene e non è neanche poi necessario eventualmente, se non la cosa non dovesse avere un esito, diciamo, positivo o che voi... Ecco, abbiamo una telefonata, così intanto... Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Buonasera. Pronto? Sì, la sentiamo, ci dica, buonasera. Buonasera, io mi chiamo Buonasera. Giorgio e ho due quesiti di natura Sì. civilistica. Visto che Sì. voi siete avvocatesse polivalenti, vi Ecco, faccio questi grazie. quesiti. Allora, Ci dica. io ero proprietario fino a qualche anno fa di un palazzo con 10 appartamenti. Dopodiché, qualche anno fa, ho venduto una parte, Sì. cioè 5 alloggi, a una società immobiliare, un immobiliarista che costruiva case ma non come azienda edile. Lui dava incarico alle imprese edili e le costruiva. Quando ho fatto il rogito di, come si può dire, perché questo poi nel frangente è fallito, e io quando ho fatto il rogito, lui ha voluto inserire il diritto di prelazione. Dopo il Covid, a seguito di tutta una serie di traversie, ha avuto una procedura fallimentare. Questa parte di fabbricato che prima apparteneva a me è stata messa in vendita, o meglio, all'asta giudiziaria. Io il quesito che vi pongo primis è questo. Il diritto di prelazione che lui aveva messo sul rogito è decaduto oppure continua? Perché l'acquirente è di nuovo una persona che ha preso in blocco tutto nell'asta giudiziaria. Il diritto di prelazione è decaduto o è rimasto? Primo quesito. Ma Secondo aspetti, quesito, sì, solo una domanda. Di che anni stiamo parlando? Lo dico subito, nel Più o meno. 2000 dunque il fallimento è avvenuto nel 2023, la vendita è avvenuta nel 2014. Ok. Sì, poi ci dica che così poi le rispondiamo, ci dica. Essendo in prima istanza il fabbricato tutto di mia proprietà, c'era solo un contatore dell'acqua che erogava l'acqua potabile a me, ai miei inquilini e alla parte. Visto che questa persona l'ho sollecitato a mettere una conduttura autonoma, non l'ha mai messa. La cosa l'ho fatta anche al nuovo proprietario. È passato un anno, non l'ha fatto. Verbalmente mi dice sì, ma poi operativamente non lo fa. È meglio andare da un legale e invitarlo coercitivamente, fattibile, e imporgli l'allaccio autonomo della sua parte di proprietà. Questi sono i miei quesiti e vi ringrazio molto. Grazie a lei per l'intervento prezioso, grazie. Adesso poi le rispondiamo. Grazie, molto interessanti, molto gentili. Vogliamo partire dalla seconda o dimmi tu? No, anche dalla prima. Allora, sicuramente... Chiaramente noi possiamo rispondere con gli elementi che non abbiamo, avendo sentito solo un breve riassunto della vicenda. Allora, diciamo che sicuramente Cosa si può allora, dire? come dice la mia collega, bisogna leggere gli atti. Esatto. È difficile
dare una risposta come regola generale, quindi se effettivamente decade o meno questo diritto di prelazione. Quello che posso dirle è che bisognerebbe esaminare come è stato venduto all'interno della procedura concorsuale e poi leggere anche l'atto finale. Di solito il curatore riceve l'incarico di massimizzare quello che può essere l'interesse della procedura e quindi, e quindi di tutti i creditori della massa creditori. Quindi l'obiettivo è quello di ottenere il più possibile dal ricavato della vendita. Quindi tendenzialmente, per la mia esperienza, il diritto di prelazione non rimane, non può essere opponibile in questi casi. Però vi dico, un conto le procedure esecutive immobiliari in cui ci sono delle regole proprio standard. All'interno delle procedure concorsuali bisogna anche capire quali sono i poteri del curatore e quindi come poi viene messo in vendita il Magari bene, è stata fatta perché lei ha parlato di fallimento, quindi poi sicuramente c'è il codice della crisi d'impresa che ci aiuta molto, però non è facile darle una risposta definitiva, quindi secondo me bisognerebbe intanto leggere l'atto e poi capire come è stata venduta all'interno di questa procedura concorsuale. Se vuole però ci può scrivere, perché diciamo che in linea generale può essere così, poi chiaramente guardando i documenti possiamo essere più precisi. Ecco, sicuramente quello che posso dirle è che se c'è un diritto da mantenere, da rispettare, sicuramente viene rispettato dal curatore che agisce nell'ambito di una procedura in cui c'è un giudice del tribunale che ovviamente gestisce poi a monte, quindi sicuramente quello che viene fatto è difficile che poi non sia corretto e che perché comunque essendoci di mezzo l'azione giudiziaria, invece però dirle esattamente cosa è stato fatto nel suo caso e capire se il curatore avesse potuto agire in modo diverso, dovremmo leggere l'atto. Esatto, partire dall'atto finale, che è quello che lei di fatto ha richiamato, e poi eventualmente risalire. Si può anche contattare il curatore. Invece per il discorso dell'acqua del contatore, tu cosa suggerisci? Sì, allora mi sembra di capire che qua non sia stato costituito un condominio né prima né dopo, perché prima, se ho capito bene, lei era l'unico proprietario, quindi non c'era una pluralità di condomini e nel momento invece in cui ha venduto, magari però mi è sfuggita questa informazione, non è mai stato costituito un condominio. Se invece c'è perché probabilmente se l'avessero costituito avrebbero anche disciplinato a livello proprio di regolamento condominiale, e anche a livello pratico avrebbero fatto in modo che l'impianto fosse che gli allacciamenti fossero fatti in modo corretto. Secondo me quello che già diceva l'ascoltatore è corretto, cioè intanto rivolgersi a un avvocato, anche qui capire meglio qual è la situazione di fatto e poi iniziare a scrivere e prendere contatti e valutare, perché mi sembra di capire che questo potrebbe non essere l'unico problema, se intervenire su più punti, perché cambia ovviamente quando il proprietario è unico e quando poi invece aumentano le persone e quindi le situazioni. Però secondo me più voi regolamentate, ovviamente trovando degli accordi interni, più poi è facile la gestione, perché altrimenti mi sembra di capire che lui riceva tutto e poi deve andare a rivolgersi ai singoli, anche immagino per ottenere i pagamenti. Questo sicuramente è molto complicato da gestire a livello pratico, quindi io direi scrivere prima cosa e poi capire quali possono essere le altre azioni. Anche una mediazione banalmente può essere, visto che ne abbiamo appena parlato, la mediazione come vedete è sempre poi può variare da caso a caso, quindi poi se volete un approfondimento, diciamo, lo consiglio. Se volete. Poi lasceremo la nostra mail, comunque lo consiglio. Esatto, adesso mi sa che dobbiamo andare in pubblicità perché vedo che sono le 17:31, quindi penso che sia così. Vi lasciamo a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati in linea e giustamente l'avvocato Colombo mi suggeriva di lasciare la nostra mail perché appunto qualora non voleste anche chiamare, volete direttamente scriverci, per chi vuole approfondire il signore di prima, potete scrivere a studiolegale@dirittissimo, come il diritto al superlativo, dirittissimo.com. Comunque, se per caso non aveste la possibilità di scriverci, potete sempre chiamare la regia e vi passano i nostri contatti. Nel frattempo, in questa mezz'ora stiamo parlando di condomini 0292947222. Preziosi sono gli interventi dell'avvocato Colombo, approfittatene, magari avessi io un avvocato a disposizione che vi parla di questioni condominiali, quindi l'amorosità l'abbiamo affrontata. Sì, e grazie Poi- anche per l'ascoltatore che è intervenuto, perché comunque ha portato Sì. un'esperienza a parte interessante, poi Assolutamente, sì. sicuramente, anzi mi piacerebbe approfondire il caso, quindi se ci Infatti, volesse scrivere infatti. queste l'email, noi siamo a disponibili disposizione. a fare una consulenza più approfondita, che sicuramente Perché come ben sapete ovviamente servono poi delle il nostro lavoro documentazioni, eccetera. cerchiamo comunque Certo. di dare degli spunti di riflessione, però poi nel nostro lavoro contano ovviamente le carte, dobbiamo esaminare la Esatto. documentazione e fare anche delle ricerche mirate in base a quello che poi sono le Varie esigenze. requisiti richieste. Ecco, nella tua esperienza, che vedo che ti capitano parecchi appunto casi in tema di condominio, ma anche in tema immobiliare, allarghiamo un po' il giro. Quali sono, cioè, ti viene da raccontare qualche tematica particolarmente significativa che dici, questo è un aspetto che lascia un po' Ma perplessi, sicuramente oggi il non è problema... ancora stato risolto dalla giurisprudenza, non so, beh, quelli ce ne sono tanti, immagino. Ma Se vuoi ultimamente... concentrarti su un aspetto che riguardi proprio le difficoltà in condominio, come tutelarsi. Ma un aspetto particolare che mi è capitato, cioè che mi sta capitando e non mi era mai capitato, e quindi credo sia un tema sentito a questo punto, la ripartizione delle spese, quando Ecco, quello è un vengono tema deliberati delicato, alcuni questo. Anche in lavori, condominio da me c'è stato da discutere, perché infatti. ci siamo accorti, anche riflettendo con i singoli, perché poi quando ti trovi ad affrontare un problema, Poi dal punto di vista non esiste sempre un giusto o sbagliato, a volte devi trovare veramente, o meglio, ci sono delle regole che sono inserite nel nostro codice, però come sicuramente avrò già detto, ma mi ripeto volentieri, la materia condominiale è complessa e genera più del 50% del contenzioso in Italia perché è disciplinata poco. Noi abbiamo pochissimi articoli che trattano questa materia. È difficile far rientrare la casistica infinita che abbiamo in così poche norme, quindi la difficoltà è proprio applicare in concreto quello che c'è scritto. Ci sono dei beni e dei servizi comuni di cui però non tutti usufruiscono allo stesso modo, e noi abbiamo dei criteri indicati dal legislatore, perché la regola generale è per millesimi, ma poi se c'è un utilizzo diverso, 1123,2,3 dice no, in base all'utilizzo del codice civile, e mi sto accorgendo, perché ci sono più delibere impugnate su questo punto, che non è facile poi applicare in concreto il diverso utilizzo.
E questo porta comunque a degli scontri che nascono da impugnative di delibere, perché magari si decide in quella sede assembleare per quella spesa che effettivamente di cui beneficiano in misura superiore banalmente i proprietari dei box rispetto ai proprietari degli appartamenti, Certo. perché magari riguarda il corsello box, si deve rifare tutta la pavimentazione, oppure un servizio di sorveglianza e di vigilanza che Con va le ad impattare telecamere. in modo separato e diverso, perché ci sono I anche dei vari complessi condomini. dove ci sono magari più edifici, ci sono anche Tipo dei super condomini, supercondomini, esatto, certo. magari ci sono alcuni edifici, tutti di proprietà di alcuni, che hanno un accesso privato e quindi hanno già il loro servizio e quindi dicono ma a noi non interessa, non abbiamo interesse, e gli altri però che necessitano, e quindi alla fine come va a ripartire internamente? E io a volte vedo delibere che stabiliscono delle percentuali, e la prima obiezione che poi viene sollevata è: ma come siete arrivati a questa diversa percentuale? È molto complicato capire. E poi vai a derogare a un criterio di legge, quindi serve l'unanimità, o tu puoi stabilire come applicare questa ripartizione in modo diverso, perché tu non vai a derogare ma vai ad applicare Quindi semplicemente insomma un ti comma ritrovi a diverso dover dell'articolo. capire E come... quindi è molto complicato. Forse l'unica soluzione, giusto perché ci sto riflettendo in questo periodo e quindi mi hai dato uno spunto, è avere delle tabelle separate, quando c'è effettivamente, come potrebbe essere per la scala e l'ascensore, quando tu hai una tabella separata, tu Fa sai riferimento come a quello. applicare la spesa e ripartirla in modo corretto, senza considerare solo i millesimi, ma il diverso utilizzo. Ma Ok. nei miei casi non esiste questa tabella, e quindi anche lì come la fai, come la deliberi? La deliberi a maggioranza o all'unanimità? L'unanimità non ce l'abbiamo Vedete mai in quante questo questioni Scusate se anche... sono entrata un po' nel tecnico, no, però ma questo è un esempio che secondo me è un esempio per mi- far capire anche, no, a noi avvocati ok, per renderci la vita difficile, ma in realtà anche mi i complica la mia condomini vita. che ascoltano, cioè voi capite cosa c'è dietro, magari anche un vostro quesito, un parere richiesto, cioè c'è dietro tutta un'attività che a volte comporta anche una risposta non univoca, perché appunto magari su quella questione, come diceva adesso la collega, c'è magari anche della giurisprudenza diversa, varia, quindi insomma dietro ogni parere c'è un lavoro assurdo, quindi quello Sì, che certo, viene purtroppo chiesto poi è noi vorremmo assolutamente dare subito giustificato. delle risposte chiare, precise e concrete, ma È ovvio nel che nostro lavoro, non è proprio perché fattibile. dobbiamo fornire anche dei pareri Esatto. veritati, mh, che forse può essere anche una critica al nostro lavoro che viene sollevata da tanti, a volte sembrano delle risposte aperte, ma Certo. la verità è che non esiste una risposta sempre certa. Dipende, perché ci sono delle sentenze, magari degli orientamenti maggioritari, che quindi ci possono portare a indirizzare in qualche modo la consulenza, ma non possiamo Assolutamente. ignorare anche degli orientamenti contrari, perché oggi sono minoritari, ma domani potrebbe anche Esatto. essere modificato l'orientamento Quindi la della difficoltà giurisprudenza. sta anche nell'essere sempre aggiornati anche sugli orientamenti. Quindi, cioè, a volte uno dice, vabbè, avvocato, sta scrivendo una semplice lettera. No, scusatemi, lasciatemi dire, no, virgola, puntini, puntini, non è una semplice lettera. Dietro ci sono tutti questi studi che è ovvio che se la lettera viene fatta da una persona incompetente non può appunto avvalersi o fare riferimento a questi studi, ma sono fondamentali, come vedete. Sì, e Un'altra, poi c'è secondo me, dietro un tema anche di responsabilità, perché nel non ne momento in cui parliamo, noi ne parliamo, ovviamente firmiamo, scriviamo, abbiamo una ci assumiamo la responsabilità. responsabilità di quello che diciamo. Ed è Vi quello che a assicuro volte che non ci fa dormire la notte. esatto, e poi ci sono anche delle risposte scomode anche per noi da dare, perché sappiamo che a me è capitato, sempre in tema di ripartizioni, che spesso mi vengono Sì. chiesti dei pareri preventivi e non Esatto. sempre la mia indicazione soddisfa ovviamente tutti. Sì, perché poi Quindi magari ricevo, vuole sentirsi dire anche un'altra risposta. anche perché poi gli interessi Insomma, sono diversi. capite come il nostro lavoro non è sempre E quindi facile. a volte anziché agevolare sembra quasi che noi complichiamo, perché poi Però creiamo dobbiamo anche essere onesti noi. cioè più Cioè, che altro questo è secondo me è fondamentale. giusto segnalare che ci possono essere Dei diversi rischi, delle orientamenti, e quindi io difficoltà. devo segnalare quello che secondo me è l'orientamento oggi prudenziale, Certo, perché poi spesso ti basi su quello, pur assolutamente. sapendo che non è l'unica risposta possibile, plausibile, però Certo. poi io, se devo dare l'indicazione, devo cercare che, soprattutto in tempi No, di ma delibera, certo, ma ci che la delibera mancherebbe. tenga, devo quindi dare un'indicazione prudente, in No, ma modo tale poi che non venga cioè, noi impugnata la dobbiamo essere delibera. onesti, come faccio sempre l'esempio del medico, come un medico che di fronte comunque a una malattia, a una diagnosi, deve essere onesto, fa parte della nostra professionalità e dovere appunto professionale e non.
Ecco, per quanto riguarda poi il condominio, sappiate, questo ne abbiamo già parlato in altra sede, perché per altre materie, anche all'interno del condominio l'avvocato può utilizzare degli strumenti molto efficaci, abbiamo visto la mediazione, eccetera, strumenti alternativi all'azione legale, all'azione giudiziale vera e propria, che è considerata un po' l'ultima spiaggia, come dico io, diciamo, quando non si è riusciti a raggiungere un accordo, e viene utilizzata molto anche l'ATP. Infatti volevo fare una domanda all'avvocato Colombo, perché so che anche lei di ATP in condominio se n'è occupata, così come abbiamo, come dire, le ATP, io ne faccio tante in ambito previdenziale, di invalidità, esatto, e ne abbiamo parlato anche col collega Leonardi dell'importanza del medico legale per confermare o meno se una ATP può essere, diciamo, può avere senso, può essere fattibile. Anche in condominio ci sono, come abbiamo sempre detto, diverse figure importanti, il consulente, il CTP, perché anche in condominio può verificarsi la necessità di fare una ATP quando magari c'è un'infiltrazione, quando magari c'è un problema subentrato, appunto, per esempio il nostro condominio è capitato, pioveva da un terrazzo trascurato, dalla pavimentazione lasciata andare di un terrazzo che costituiva un tetto dei box, ha piovuto all'interno e quindi ha costituito infiltrazioni a 4 box, tra cui il nostro, e quindi è stato chiamato un perito, cioè è chiaro che lì è stato necessario l'intervento di un tecnico, perché in tutti questi casi in cui c'è un danno o un ipotetico danno al proprietario, in questo caso del box o dell'immobile che sia, è chiaro che si fa ricorso, cioè si ricorre a un perito che possa fare una relazione di quella che è il nesso di causalità tra, diciamo, appunto, cioè per capire da dove è derivata l'infiltrazione, giusto, corretto, Giorgia, giusto? Esatto, cioè tu... E lì eventualmente si può fare una ATP, giusto? Esatto, cioè diciamo E io la trovo tra l'altro un'azione molto valida, complessa. veloce, Ah, ok, sì, il anche se contrario, complessa. pensavo. No, però in realtà rispetto ad altre, almeno nella previdenza, mi sembra un pochino più veloce, ecco. Non so se anche tu sei In d'accordo. materia magari quando ci condominiale sono- sicuramente funziona molto bene, soprattutto in questi casi. Rimane sempre il tema di essere un po' fortunati con il consulente che viene nominato, Vabbè. perché nel momento in importante cui la tu sua segnali relazione. un problema, ovviamente ti avvali di un consulente tecnico, quindi hai già una tua relazione di partenza, poi però questo problema deve essere accertato da un consulente nominato dal tribunale, e non tutti hanno esperienza a 360 gradi, quindi diciamo che lì spetta anche al giudice individuare la figura, come dicevamo all'inizio, più competente per quel tipo di problema, perché non basta nominare un architetto se poi quell'architetto non si occupa di qualsiasi questione deve essere ad hoc specifico. Non è sempre così semplice. Detto questo, è sicuramente il modo più sicuro per affrontare dei problemi. Sì, perché la relazione, noi non siamo tecnici, quindi la relazione su aspetti tecnici di una possibile ipotetica infiltrazione, da dove sono noi avvocati, diciamo, partiamo da una consulenza tecnica. Quella la deve fare un tecnico. Il condominio o il singolo, in base poi al problema e alla natura del problema. Prima cosa, almeno che suggeriamo noi, è una relazione, una base tecnica per decidere come agire. Anche perché se il consulente ci dice il problema è privato, banalmente si ragiona a livello di parti private. Se il problema è condominiale, si ragiona in termini sì, bisogna analizzare chiaramente il punto dove c'è stata l'infiltrazione, dov'è il problema, la causa del problema, quali sono anche i danni generati, perché poi nella relazione ti devono anche quantificare i danni. Per poi quantificare la richiesta di risarcimento. Esatto. E poi sulla base, visto che il principio della prova, l'onere della prova ce l'ha sempre chi agisce in giudizio, la consulenza ha un principio, seppure una relazione tecnica di parte che non vale, eccetera, eccetera, però di fatto è l'unico modo che abbiamo per segnalare un problema. Però a quel punto poi ce ne sono capitate in alcuni sensi. Le ATP capitano spesso, sono molto frequenti, e tra l'altro funzionano bene perché di solito il CTU, quindi il tecnico nominato dal tribunale, tenta la conciliazione obbligatoriamente. Come sempre, terminare prima, diciamo, una procedura giudiziaria. Già quando, dopo il primo tendenzialmente sopralluogo, in cui convoca comunque le parti, sicuramente i consulenti tecnici di parte, c'è un tentativo di conciliazione. Spesso anche prima di predisporre la bozza, perché più si va avanti, più ovviamente si condiziona anche l'esito della trattativa, quindi c'è
una preliminare valutazione del problema sulla cui base si fa, il consulente fa una proposta e ciascuna parte poi è libera di accettare o meno. Se si trova l'accordo in quella sede, accordo di conciliazione, e già si conclude tutto il contenzioso. Se non Quindi si può trova, anche essere più veloce del molto più previsto, veloce, certo. anche in Se questi non casi. si trova l'accordo, bozza, Bisognerà andare avanti, termini per le termine per le osservazioni e poi osservazioni, perizia finale, memorie. che non è una sentenza però, quindi diciamo che Brava. l'unica Sentenza è solo considerazione, quella del ecco, da giudice. fare è che questo procedimento di ATP non è un giudizio ordinario che si conclude con sentenza, ma si conclude con una perizia. Se sulla base di questa perizia le parti che non hanno trovato prima l'accordo non lo trovano neanche adesso e quindi non decidono di procedere sulla base di quella che è l'indicazione, allora chi è favorito da questa perizia può agire in giudizio e quindi Che guarda, è la stessa, utilizzarla come prova, che quindi anche perché in quel modo tu E si apre cristallizzi il lo stato giudizio. dei luoghi, puoi anche sistemare il problema, perché a quel punto tu hai già il contraddittorio pieno su quello che è il problema tecnico e il giudice della seconda fase, perché è come se fosse un procedimento diviso in due fasi, non so se sia così anche in tema no, stavo per previdenziale. dirti che in realtà facendo veloce anche nella parte Mhm. previdenziale è così, cioè la prima parte che si conclude con un'ordinanza. Tu Ok. parlavi di perizia, anche lì c'è i giudici, Quindi cioè però i un'ordinanza di medici, giudice. sì. Ah, ok. In realtà i medici che hanno nominati dal giudice, che hanno visitato in quel caso per un'invalidità, per un accompagnamento, hanno visitato la persona, poi riportano al giudice la loro relazione. Ok. Il E giudice quindi il giudice ovviamente sulla base di quello poi può prende un'ordinanza. l'ordinanza, Come ok. dicevi tu, può essere positiva o negativa, può essere accoglimento, rigetto. Chiaro che se l'INPS ha invece dei reclami da fare, sì, poi si apre il primo grado di giudizio. E invece qui non c'è un'ordinanza, c'è proprio una perizia bassa che può essere utilizzata come prova nell'altro giudizio e Esatto. quindi come base anche per la richiesta di risarcimento e soprattutto per la condanna a procedere in un certo modo. Poi, Ovviamente il mio consiglio, Sì. scusa se mi interrompo, Sì, è sì, non sì. arrivare alla seconda fase, anche Stavo perché per dire anche altro questo. tema, non essendoci una sentenza, non so come sia nel caso dell'ordinanza che hai citato tu, non c'è una condanna alle spese, quindi non c'è Anche quel un caso. vincitore, perché di solito nei giudizi c'è sempre una parte che vince e una parte Sì, che perde. certo, quelle Qui vittorie è una vittoria e cioè relativa, nel senso che comunque ognuno di fatto ha sostenuto le sue spese. Quindi c'è la compensazione. E allora nel senso che poi devi, se tu dici ok, decidiamo di utilizzare questa perizia e risolviamo il problema senza andare in giudizio, si fa una proposta di dire ovviamente le spese legali finora sostenute fa parte sono della compensate. proposta, Se diciamo. tu invece vai in giudizio nella seconda fase, tu sì che chiedi al giudice la liquidazione delle spese sia del giudizio ordinario che si apre, sia della prima fase del giudizio di ATP. E se magari hai fatto anche una mediazione, di solito però non si fa in questi casi, a meno che fai una ATP, un 9696, un 696 bis e quindi una ATP finalizzata alla conciliazione, se no c'è il 696 che invece è d'urgenza, quindi non serve la mediazione perché altrimenti verrebbe meno il presupposto, però tu puoi chiedere la liquidazione di tutte le spese. Capite che i costi aumentano anche perché finché si rimette alla libertà negoziale, quindi alla trattativa privata, in ottica conciliativa si può gestire questo aspetto e chiaro che dovete far si può gestire trovare tutto da un una soluzione avvocato, migliore. la soluzione migliore. Quando vai in giudizio, se poi la perizia dà torta a una parte, la liquidazione delle spese segue la soccombenza, quindi è difficile scardinare questo principio che è cardine, diciamo, è un punto chiaro invece della nostra procedura, quindi è molto probabile che la condanna sia anche che incida poi su quello che è delle spese, diciamo, la posizione delle singole parti, quindi il mio consiglio è di anticipare sempre. Stavo per dirti, cioè, comunque, signori, dovete rendervi conto che le cause comunque hanno le cause hanno dei costi, hanno delle. Chi decide. Ah sì, tra l'altro, oltre alla condanna alle spese, quindi la rifusione delle spese di controparte, rimangono a carico di chi subirà poi la causa i costi che va a sostenere personalmente, quindi oltre alle spese tecniche già sostenute e legali della prima fase di ATP, anche della seconda fase, quindi davvero è una duplicazione che si può evitare, e lo dico contro il nostro interesse, ma in realtà noi siamo solo soddisfatti del nostro operato quando riusciamo a risolvere il problema in via anticipata, limitando, grazie all'intervento dell'avvocato, secondo me, se fai da te fai male. Con l'intervento dell'avvocato stai tranquilla, certo, nella maggioranza delle ipotesi non è sempre così, però che tu possa magari raggiungere una conciliazione, un accordo in via transattiva
dicevo che bisogna tenere presente che ogni azione giudiziaria ha ovviamente delle spese che, da sostenere, che sono poi quelle del tribunale, c'è ancora da pagare il contributo unificato, tutta una serie di spese che per depositare l'attore deve pagare per depositare l'atto o un ricorso che sia, e poi ci sono ovviamente, c'è l'onorario dell'avvocato, perché è ovvio che tutte le attività si pagano, però è ovvio che poi se venite seguiti da un avvocato sicuramente avrete una maggior, non dico per forza, come dire, sentenza favorevole, ma sicuramente avete un'attenzione particolare che evidentemente col fai da te, questo io lo dirò, ripeto, fino alla nausea, Sì, non purtroppo avete. Ma specialmente comunque in rami intricati come possono essere, al di là della previdenza di cui parlo sempre, anche il condominio, cioè a me interessa spiegare proprio questo, grazie anche a Giorgia, cioè anche in condominio comunque, per quanto poi uno possa avere dei rapporti di buon vicinato e tra vicini magari essere anche amici o comunque insomma riuscire tramite la parola, tramite il famoso accordo verbale di una volta, d'accordo sugli aspetti, su varie cose. In realtà poi è sempre meglio mettere tutto per iscritto e soprattutto essere informati tramite l'avvocato, o meglio, ricorrere ad un avvocato per avere poi, diciamo, o un parere, quindi in senso in via stragiudiziale un parere preventivo, o avere una soluzione a quella che è la problematica imminente. Quindi, ripeto, il risparmio non è mai un guadagno, rivolgetevi a un sono avvocato d'accordo e risparmierete anche poi e dopo purtroppo ulteriori quello futuri problemi. che devo dire, ma penso che sarai d'accordo, Celeste, Sì. più andiamo avanti dopo il Covid, ma io, a prescindere dal Covid che Te ne sicuramente rendi ha conto, velocizzato questo processo, ma sta diventando tutto più complicato a livello di procedura, a livello di gestione, Brava. anche a livello di termini nelle esecuzioni, visto che li abbiamo citati prima, sono veramente stati ridotti i termini, quindi anche noi avvocati dobbiamo correre e purtroppo Tu dici anche quel noi processo spesso anche con la riforma Cartabia, sì. sì, sì, e purtroppo a volte siamo obbligati anche noi ad avvalerci di altre figure di cui prima non avevamo bisogno, agenzie esterne, consulenti, per fare delle attività che prima potevamo internalizzare, perché oggi è tutto troppo rapido, è tutto troppo complicato, cambiano le regole in modo troppo veloce e anche Bisogna per essere noi, aggiornati. per riuscire ad offrire un servizio efficace, completo e serio, professionale. siamo obbligati. Immagino chi non ha le nostre competenze come possa gestire il problema, perché non No, sai rischi neanche di dove fare sono peggio. quali sono anche i primi Guarda, step mi viene in mente, da- consentimi di da dire, perché mi curare. viene in mente anche, ovviamente non faccio nomi, in passato, sai che io non faccio condominiale, ma in passato che ancora non lavoravamo insieme, mi ricordo la moglie di un cliente, eccetera, cioè il fai da te, poi chissà come sarà finita, il fai da te, lei faceva tutto fai da te, poi si era rivolta a noi all'ultimo. È chiaro che diventa anche difficile per noi prendere in mano la questione in corsa e magari se è già stato detto qualcosa o già stato scritto, perché lì Ah sì, c'erano è degli vero, c'è schianti anche di questo mail problema. dove lei secondo me si era tirata la zappa sui piedi, come si suol dire in termini, in parole povere. E il rischio è quello, cioè lei aveva fatto peggio di quella che era la situazione iniziale. In quel caso andava mandato via un amministratore, lei secondo me si era messa in una situazione da sola con reiterate mail a cui poi riceveva, su 10 mail ne riceveva una di risposta. Noi comunque con estrema difficoltà, io ho risposto cercando di, come dire, tamponare la situazione, ma anche in quel caso, se invece si fossero, come dire, se si fosse attivata prima con un avvocato, ricordate che per esempio l'avvocato Colombo, ma tendenzialmente tutti gli avvocati che si occupano di questa materia, possono anche partecipare all'assemblea e questa la trovo per esempio un qualcosa di molto utile perché, come dire, avere anche il proprio avvocato a cui delegare appunto la partecipazione all'assemblea, Sì, secondo me è non fondamentale. sensibilizziamo troppo.
No, però voglio dire, No, allora diciamo che secondo può me, essere a parte le una cosa battute, ci sono sempre dei casi. nell'ottica di Sì, essere sì. No, preparati, ecco, diciamo che come secondo me è molto oppure magari utile. rivolgersi prima per No, un ma era una parere, battuta sì, perché lo sono so. sempre la sera, sono impegnative, Ah. però in realtà, soprattutto se si seguono i condomini e quindi si Esatto. gestisce questa materia condominiale, quindi si lavora con tanti studi di amministrazione, Esatto. capita Beh, io poi a frequentemente maggior di ragione. partecipare alle assemblee, però è utile secondo me la figura del consulente legale, perché in quel caso ne è una figura in contraddizione Esatto, con i è un condomini che sono i suoi consulente, clienti, in quel è proprio caso. una figura che deve essere un consulente sia per aggiornare se ci sono delle questioni legali, sia se ci sono delle questioni anche banalmente delibere difficili per il tema della ripartizione o di altre questioni, avere un supporto in quella sede, secondo me può essere molto utile proprio per prevenire ed evitare il contenzioso, perché così le delibere vengono... Ed è proprio sulla prevenzione che io batto il colpo. Quindi Lo più che diciamo- lato condomini che magari essere presenti in assemblea sostituiti da un avvocato, No, io sempre dicevo può in essere generale, buon visto, l'avvocato è secondo me. fondamentale Sì, anche però per dal punto di l'amministratore. vista, secondo me, della Lo dicevo condominio in sotto sé tutti i è profili, utile. certo, e soprattutto dove voglio battere è che La appunto, prevenzione. la prevenzione, cioè è proprio per questo che consiglio di rivolgersi a un avvocato anche prima, non a patatrac, a diciamo, un problema avvenuto e avanzato, ma questo vale in tutti i rami, in tutti i campi del diritto. Ve lo dico perché appunto nella previdenza lo abbiamo visto, lo diciamo sempre, non attendete che vi sia liquidata la pensione, non fate, cioè quindi mi raccomando, la prevenzione è secondo me dovete fondamentale. assolutamente, cioè dovete, è un consiglio, No, però è sicuramente... cioè, ti dico la verità, io un magari aiuto, avessi ecco. avuto, come dire, da cittadina qualcuno che mi dà Ma anche, visto che ne abbiamo parlato... quasi un dovere, no? Forse meglio lo capiscono più Sì, ma senza anche dovere. banalmente altre materie che comunque ci capita di seguire insieme. Mi viene in mente una delle ultime pratiche che abbiamo seguito, amministratori di sostegno. Sicuramente non è una quello è un pratica altro in tema cui che possiamo interessante, affrontare. sicuramente non è una pratica per cui è obbligatoria l'assistenza legale perché si può gestire in autonomia, Certo. ma è complicato capire come muoversi, come Assolutamente. gestire la situazione, è molto più semplice avvalersi. Tra l'altro la comunque signora che abbiamo seguito, peraltro neanche italiana, ma al di là di questo, lei Questo ovviamente giustamente complica perché ha complicato anche le a livello cose e linguistico. giustamente lei non sapeva neanche quali fossero, ma chi è che può saperlo se non fa legge, i doveri condominiali, scusami, ciao, sono fusa, sono arrivata alla fine, i doveri dell'amministratore e riguardava proprio peraltro suo figlio che ha una handicap grave, quindi No, ma infatti importantissimo. sono tutti casi in cui ti accorgi, anche se magari sono materie più accessibili, perché comunque sono problemi che possono capitare veramente frequentemente e quindi l'accesso deve essere anche Deve agevole, essere facile, però di esatto. fatto anche per noi avvocati ci sono dei passaggi che richiedono attenzione, impegno e Certo. modulistica diversa in base ai Anche solo tribunali. perché abbiamo visto tutti i moduli, comporta un'attenzione. Bisogna sapere come muoversi, quindi qualsiasi cosa il mio consiglio è sempre: se voi vi avvalete di un professionista siete tranquilli, perché sa come gestire qualsiasi tipo di problema, Certo. visto che è ovviamente agevolato dal fatto che frequenta le cancellerie. No, ma poi frequenta i a volte tribunali, anche solo come per noi, muoversi. anche solo già per noi, come diciamo sempre, è difficile stare dietro nella previdenza a tutte le circolari, le leggi che cambiano, nel condominiale, idem, ci sono tutte le Riforme. giurisprudenze, esatto. Quindi ragazzi, pensiamo di avervi dato anche per oggi Un po' di spunti, informazioni, di nozioni informazioni. che sono fondamentali. Io vi invito sempre a seguire l'Avvocato Risponde il giovedì ancora per questo mese alle ore 17. Ringrazio Radio Libertà, ringrazio tutti. Ciao Natalia, grazie, ringrazio l'Avvocato Colombo. Grazie a te Celeste, è sempre un qui piacere. disponibile, a presto e se volete siamo sull'Avvocato Risponde ogni giovedì. Grazie, Ciao. buona serata a tutti. Avete ascoltato L'Avvocato Risponde.